Bentrovati e bentornati a Storie, il programma che ogni sera prova a raccontarvi la storia della cultura occidentale raccontando un po' la nostra storia. Il mondo greco vive un momento di battuta di arresto profonda con l'arrivo dei Dori. I Dori che arrivano da nord e che in qualche modo sconvolgono l'equilibrio dei regni micenei, dove era stata ambientata l'epoca e l'epopea della guerra di Troia e della successiva Odissea di Ulisse. Ecco, tutto questo viene spazzato via a vantaggio dei Dori. Ma dove si insediano i Dori? I Dori si insediano a sud della Grecia, mentre ci sono altre popolazioni, come appunto gli antichi micenei, che riescono a rimanere per un pizzettino piccolissimo della cartina geografica greca. Vediamo in pressione quello che sta succedendo in diretta nel mondo greco nel XII secolo. I tre colori, il giallo, il verde e il rosso, ci aiutano a comprendere bene quello che avviene in questo momento. Infatti con il verde noi possiamo individuare quelli che vengono chiamati gli Eoli. Gli Eoli erano questa antica popolazione che risiedeva in queste terre del secondo millennio avanti Cristo. E poi a sud invece troviamo i Dori di cui abbiamo parlato, che occupano quella che è la parte denominata del Peloponneso, vedete quella prospicenza meridionale che sembra quasi una mano che ha al suo centro Sparta. E poi in rosso invece troviamo gli antichi Achei, i successori dei Micenei, che resistono all'invasione dorica. Bene, questi tre grandi popoli, Eoli, Dori e Ionici, a un certo punto che cosa fanno? Fanno qualcosa di interessantissimo, vanno a colonizzare quella che è la zona ionica, la zona che noi comprendiamo col nome di Asia Minore oggi, col nome di Turchia. Ecco, la prima colonizzazione è proprio questo processo, per cui a un certo punto, essendo la Grecia una regione molto montuosa, essendo la Grecia una regione basata sulla pastorizia, dove c'era pochissima possibilità di sfruttamento della terra, questi popoli partono alla volta della colonizzazione e vediamo che ciascuno colonizza una parte diversa. Vedete come gli Eoli colonizzano il nord, nascono le colonie di Mileto, di Pergamo, ma soprattutto nascono tutte quelle zone che saranno fondamentali per la filosofia, poi il sviluppo della filosofia successiva. E vedete che a nord c'era l'antica città di Troia che era in qualche modo faceva come dire, da porta verso quello che era poi il Mar Nero. E poi al centro abbiamo la colonizzazione degli Achei, gli Achei che riescono a colonizzare la parte centrale con la fondazione soprattutto di Efeso, che è fondamentale in questo contesto. E a sud i Dori, che anche loro colonizzano per quanto riguarda la parte di Alicarnasso, l'isola di Rodi e poi conquistano l'isola di Creta. Insomma, la prima colonizzazione è quello che apre in qualche modo la partita della Grecia come la conosciamo noi oggi. La Grecia come la conosciamo noi oggi nasce con l'invasione dei Dori nel XII secolo a.C., il ritorno degli Eraclidi, il ritorno di coloro che erano stati discendenti di Ercole, di Eracle, e nasce con il successivo sviluppo della colonizzazione con cui le tre grandi etnie che animavano la Grecia in quel tempo vanno alla conquista di quello che era l'epoca del Mediterraneo orientale, la zona che in qualche modo si circoscrive tra la Grecia e la Turchia. Nasce un mondo che per adesso noi sappiamo essere molto disomogeneo, con tradizioni, usi e costumi molto diverse, ma che tra poco diventerà una vera e propria civiltà e la racconteremo qui, la racconteremo a Storie.